saluto ai nostri amici telespettatori e un saluto anche all'ospite di Medicina Friuli di oggi. E con noi il nostro gradito ospite, il dottor Pierpaolo Pillinini, che è direttore della struttura operativa complessa di medicina d'urgenza e del pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno, grazie Buongiorno. per essere con noi. Sappiamo che è oberato dal lavoro, quindi anche oggi un'altra giornata pesante al pronto soccorso di Tolmezzo. Ma vediamo quella che effettivamente è la situazione reale, quanto incide anche l'incremento del turismo, l'aumento della presenza di turisti su in montagna, quindi anche incidenti di montagna. Ma è proprio per questo che all'ospedale, al pronto soccorso di Tolmezzo c'è tanto movimento. Sì, Isabella, grazie intanto dell'invito. Approfitto ovviamente per presentare un pochino la crisi, che non è solamente di Tolmezzo. In generale la crisi del pronto soccorso, della medicina d'urgenza è un problema diffuso in tutta la regione, ma questa è una valenza nazionale. E questo si rifà un pochino a quello che è l'attuale crisi del sistema nazionale sanitario. In particolar modo l'emergenza urgenza sono particolarmente stressate in questo periodo, anche in fase post-pandemica, e nasce da una congiuntura quasi storica, diciamo, una crisi quasi storica che trova diverse motivazioni. Questa crisi sento anche non lo dico io, ma insomma lo dicono ormai anche i dati, Sì. era una crisi ampiamente prevedibile, che chiaramente ha trovato il suo catalizzatore in questa fase pandemica, o diciamo gli ultimi 2 anni e mezzo sono stati devastanti, hanno impattato Sì, perché già in maniera prima della pandemia si diceva, cioè, c'erano queste preoccupazioni, sono anni che al esatto. Sì, certo, che a pronto certo. soccorso effettivamente ci sono problematiche, anni e anni in cui si è cercato di risolvere in qualche modo il problema, e adesso chiaramente acuito negli ultimi tempi anche dalla pandemia. Certo, certo. Sì, quindi andiamo a cercare, no, indietro nel tempo la Chiaro, problematica. questo problema Sì. nasce per una serie di fattori che possiamo anche rapidamente riassumere. Ricordiamo che c'è stato un selvaggio taglio di posti letto per pazienti acuti, c'è un mancato sviluppo della medicina territoriale, c'è stata e c'è tuttora appunto un'esplosione dei numeri di malati cronici che non sono seguiti adeguatamente. Poi c'è stato anche una inadeguata valutazione di programmazione per quanto riguarda i posti in medicina e le specialità, e chiaramente questo si rifà anche sulla programmazione del numero degli infermieri, che sono una forza lavoro fondamentale, specialmente per quanto riguarda l'urgenza e i reparti di medicina e chirurgia. Si è tentato, diciamo anche in un trend politico, non sta a me chiaramente valutare in questa riflessione, comunque è indubbio che il trend politico negli ultimi 10-15 anni ha incentivato una medicina privatistica che però non persegue ovviamente obiettivi di salute, quindi legati ai bisogni della popolazione, ma ovviamente è insito un po' al privato, deve inseguire o perseguire appunto un profitto, con un'erogazione che da un punto di vista professionale lascia quanto desiderare. Questo me lo sento tranquillamente nell'affermare. Ecco, è proprio come vive l'ospedale di Tolmezzo questa situazione, perché essendo il riferimento della montagna, l'ospedale di riferimento della montagna... Basta quindi... dirvi alcuni numeri. I primi 6 mesi del 2022 rispetto ai primi 6 mesi del 2021 abbiamo avuto un incremento di accessi del 37%, quindi 4.000 pazienti in più o meno, ecco, nei primi 6 mesi di questo. Potete capire appunto come una situazione già stressata per quello che è stato la fase pandemica negli anni precedenti è difficilmente sopportabile. Chiaramente dobbiamo fare questo perché è un nostro mandato, però possiamo anche capire come la situazione dopo mesi, anni, ecco, di stress in questo momento, con le difficoltà ovviamente anche legate alla carenza di personale,
alla carenza di posti letto, è indubbio che questa cosa impatta negativamente anche sulla sostenibilità e la sopportazione, ecco, diciamo, di una continua, come dire, un continuo lavoro, chiamiamolo anche una fase di usura che in qualche modo la struttura, ma in particolar modo il personale, sta subendo. Senta una cosa, dottor Pilini, una volta si parlava di tanti accessi impropri al pronto soccorso. Adesso è un po' difficile fare il distinguo perché appunto venendo a mancare magari sul territorio delle figure di riferimento e chiaramente uno cosa fa? Prende paura, la prima cosa pensa di andare, no, pensa vado al pronto soccorso, lo prende come punto di riferimento, no? Questo è vero, di fatto in una gran parte delle situazioni noi siamo l'unico riferimento per il cittadino, perché molto spesso la medicina di base è insolvente a trovare le soluzioni, perché non ci sono medici, perché c'è anche, come dire, un modus operandi particolare che in questi ultimi anni si è strutturato da parte, ecco, dei medici di base, delle guardie mediche, che hanno fissato le valutazioni su una programmazione, quindi non vedono le urgenze o perlomeno i bisogni acuti, ecco, dei pazienti, e ovviamente le indicazioni dirette o indirette fanno sì che i pazienti giungano in pronto soccorso, questo è vero, sì. È chiaro che dobbiamo dare una risposta ai bisogni, ma molto spesso questa risposta, vista il grande numero di pazienti, perde un po' di valenza anche professionale, perché dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni per quanto possibile, magari anche in maniera non perfetta come succedeva in passato, cioè la professionalità ovviamente è legata anche alla condizione in cui uno deve lavorare. Molto spesso dobbiamo correre, lavorare, cercare di trovare delle soluzioni improvvisate a quelle che sono delle situazioni che magari sono meritevoli di percorsi un pochino più dedicati. Ecco, e poi c'è questa difficoltà anche a reperire, a trovare del personale specializzato, perché anche i neolaureati, quando si presentano, quando si sottopongono al test per entrare in scuola di specializzazione, preferiscono evitare la medicina d'urgenza, il pronto soccorso, no? Mi pare che siano fra le ultime scelte quando possono, no, pensare al loro futuro. Cioè, sto dicendo una cosa scorretta, ma almeno così mi risulterebbe, sentendo un po' i giovani neolaureati, insomma. È corretto quello che afferma, oltre a questo c'è anche da dire che oltre al mancato rifornimento c'è anche un aumento della fuga dei professionisti, specialmente gli ospedalieri, che anche come personale esperto e qualificato, per quanto concerne alcune attività che possono essere quelle del pronto soccorso, del 118, delle terapie intensive o delle medicine o delle chirurgie, cercano soluzioni diverse e questo è un concetto che mi piace appunto ricordare, è un po' come il serpente che si morde la coda, cioè meno personale, più stress lavorativo, perché il lavoro diventa chiaramente più gravoso e quindi c'è come dire, un circolo vizioso che porta alla fuga perché c'è la disaffezione a un'attività che diventa eccessivamente stressante. In più c'è anche, questo dobbiamo ribadirlo, una concorrenza sleale da parte di alcune cooperative e aziende private che si propongono come prestatori d'opera a copertura delle falle dei servizi sanitari, del servizio sanitario pubblico. Questo fa sì che queste cooperative forniscano attrattività ai professionisti con dei contratti e delle condizioni di lavoro decisamente più vantaggiose rispetto al pubblico. Ovviamente questo fa sì che venga incentivata anche la fuga e questo lo vediamo specialmente per quanto concerne sia infermieri che medici che preferiscono andare a lavorare sul privato perché sono più comodi, meglio remunerati, ma è una situazione che purtroppo è una chimera diciamo nell'immediato, ma che nel lungo termine non porterà sicuramente a delle situazioni positive.
Senta, aggiorniamo la situazione a oggi, ad esempio, com'è lì in pronto soccorso? Quante persone avete in liste d'attesa? In Dunque, attesa, questa non in mattina lista d'attesa, in attesa. c'erano credo 22-23 persone in gestione, di cui una quindicina di osservazioni brevi temporanee, e in attesa di ricovero o comunque di definizione dei percorsi diagnostici terapeutici. Diciamo che siamo in una fase, perlomeno così proiettata, dovremmo riuscire con questa settimana a rientrare un po' nei regimi normali di attività, perché l'affluenza dei turisti in genere con l'ultima settimana di agosto tende a calare. La situazione insomma era peggiore, Caotica. era peggiore nei giorni scorsi, no? Sì, Una sì. ventina di giorni fa, insomma. Abbiamo avuto delle puntate anche più di 100 persone al giorno, che per un pronto soccorso come quello di Tolmezzo sono numeri importanti, sì. Ecco, per quanto... Sì, prego. No, volevo dire che c'è anche il grosso problema legato un po' alla difficoltà del territorio, perché purtroppo il territorio ormai è insolvente a dare delle risposte, non solo sanitarie ma anche sociali, per cui in molti casi sociali che non trovano un'adeguata risposta sul territorio vengono portati in pronto soccorso, e questo ovviamente crea ulteriore stress a quelle che sono attività. La difficoltà dei posti letto, specialmente per quanto riguarda gli ambienti internistici, legata alla riduzione del personale, fa sì che i tempi di ricovero molto spesso di attesa di ricovero siano molto lunghi, talvolta anche di alcuni giorni. Quindi questo è un altro elemento negativo, perché ovviamente il pronto soccorso deve farsi carico di pazienti in attesa di ricovero, per cui è un'attività che non dovrebbe essere appropriata. In teoria appunto dovrebbero essere attribuiti ad altri percorsi, quindi con un rischio clinico che secondo me diventa insostenibile e intollerabile. Questo sì, lo devo ammettere. Dottor Pillinini, non posso fare altro che salutarla, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma mi piacerebbe continuare con lei questa chiacchierata, anche perché ricordo che nel passato, cioè anche nei tempi prima del Covid, si parlava di accessi al pronto soccorso per quanto riguardava gli infortuni in montagna, che in questo periodo chiaramente erano più frequenti, come lo erano anche nel periodo invernale. Io spero di poterla avere ancora in trasmissione, magari ci vediamo per la prossima puntata. La ringrazio per essere stato con noi, ringraziamo quindi il dottor Pierpaolo Pillinini, che ricordiamo essere direttore della struttura operativa complessa di medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'ospedale civile di Tolmezzo. Grazie per averci seguito, e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.